troviamo presso il Brassaglieva con il titolare, ecco, si riprende l'attività, è già il secondo giorno, facciamo già un bilancio di questi 2 giorni. Come avete provveduto a sistemare il locale per motivi di sicurezza, di igiene e sanificazione? Abbiamo provveduto a sistemare il locale seguendo le norme disciplinate sia a livello nazionale che dal Presidente Musumeci. E niente, si sta partendo, piano piano la gente inizia a venire al bar, stiamo provando a ritornare a una vita normale. La sanificazione del locale l'abbiamo già effettuata, la effettuiamo giornalmente e poi tutti i parametri dettati dall'ASP regionale. E le persone devono entrare con la mascherina, sempre un ingresso sezionato piano piano e si prova ad andare avanti. C'è sempre la gente in attesa, fuori, in fila, che aspetta? Ecco. Sì, c'è sempre la gente che aspetta fuori, ormai è entrato pure nella mentalità, nella forma mentis di noi italiani, entrare e fare la fila un po' ovunque. È ottimista? Sì, io sempre ottimista e quindi spero che vada tutto bene. Piano piano riprenderemo la vita regolare e normale. Finalmente iniziamo con la ditta Saeva. Io sono un affezionatissimo alla pasticceria Saeva. Si riprende piano piano, speriamo che vada tutto bene. Siamo da uno dei parrucchieri più famosi di Agrigento, Totovella. Allora, si riprende l'attività, abbiamo visto tanti clienti, si è proceduto alla sanificazione, ecco, com'è andata? Ti è mancato il lavoro, insomma, ora che si è ripreso? Adesso che siamo rientrati pienamente, facciamo finta di dimenticare, ma bisogna dimenticare. Ieri abbiamo lavorato intensamente, osservando tutte le regole che ci sono state imposte, ma è giusto che così sia, per dare sicurezza, per avere sicurezza a noi, ma dare sicurezza anche alla cliente. Siamo tornati a coccolare le clienti, a farle sentire a proprio agio, a farle sentire in un ambiente sicuro, sanificato, pulito, con le dovute distanze, eccetera, eccetera. La resa dei conti si vedrà più in là. In questo momento bisogna solo pensare a lavorare e lavorare bene, a dare un servizio eccezionale, eccellente. Noi per fortuna abbiamo un negozio grande, abbiamo anche una disposizione che ci è congeniale e abbiamo fatto 7 cabine comode, proprio indipendenti. All'interno della cabina la cliente rimane là, si sposta solo per il lavaggio e ritorna là per l'asciugatura. Siamo noi a muoverci. L'ambiente è diventato unico nel senso che non è più diviso a settori, perché prima c'era il tecnico, lo stilistico e il taglio, adesso ci muoviamo noi operatori, quindi manteniamo un certo ordine. Qui all'interno della cabina la cliente ha tanto spazio, abbiamo oltre 2 metri, quindi questo di qua ci gratifica, ci fa stare bene e facciamo stare bene gli altri. Tantissimo, contentissimo. È dalla chiusura, 2 mesi, e quindi appena ho potuto sono venuta perché ci tenevo tanto. Totò è un mio amico, vengo da tanti anni e quindi mi trovo sempre benissimo. Anche l'ambiente, sanificare in continuazione, è stato veramente bello. Purtroppo da circa 3 mesi, diciamo. Io che avevo sempre l'appuntamento tutti i sabati mattina, o pomeriggio o mattina. Vengo da fuori, da un'altra provincia, vengo dalla provincia di Caltanissetta. Vengo sia per la professionalità, sia per l'amore, diciamo, il modo così come loro si presentano. E questo è molto importante, diciamo. Da Caltanissetta forse qui ad Agrigento da Vella? Io vengo sì, dalla provincia di Caltanissetta, da Mussomeli, di preciso. Si trova bene? Mi trovo benissimo, certo, ma ormai da anni, proprio anni e anni. Le è mancata? Mi è mancato tantissimo, per questo le dicevo, dovevamo fare prima e dopo, come eravamo all'entrata e come siamo all'uscita, meglio dopo.